Se geminga il caval, trota l'asen, o come ci ricorda anche Francesco Cherubini nel suo vocabolario, in mancanza dei cavalli se fa trutai asen. È abbastanza chiara questa espressione, questo proverbio. Dice Cherubini, per spiegarlo in italiano: nella scarsità bisogna torre quel che si può avere, fa scusare quel che è, tanto per dire in un'altra maniera. È un modo di dire che si può interpretare in vari modi, potremmo applicare sia alla storia di ciascuno di noi, alla storia in generale, a quello che viviamo. Uno, se volesse fare un po' così, fa il debut o mettersi a giudicare gli altri, potrebbe anche dire che certi post, certi laurà o anche certi ambiti pubblici, anche certe magari realtà pubbliche dove non sembra che ci siano propriamente le persone più adatte, e allora si dice a geminge cavai trota iasen. È un'espressione che io mi ricordo dicevano anche i nostri vecchi, i miei gente, i nonni, quindi i miei genitori, i nonni, ma le persone che conoscevo, quando in casa si doveva cercare di rimediare e non era la persona, diciamo, titolare di una certa attività che poteva farlo perché non c'era, lo faceva qualcun altro, sì, geminga al cavallo trota iasen. Lo vedo, l'ho visto, cioè mi viene come paragone anche, non so, in attività come può essere, non so, quello di un coro, di un gruppo dove, non so, ci non mancasse in un certo momento il direttore principale, il maestro, e c'è un sostituto, il quale può dirlo un po' con ironia, un po' con sufficienza, chi lo sa, e di geminga caval trota l'asen. Io me lo dico così, diciamo, un po' come un esercizio di umiltà, se vogliamo, anche qua, no, non per falsa umiltà, proprio per umiltà, perché mi sembra che quando fai la ruota di scorta, quando fai la riserva e lo sai di farla onestamente, molto sinceramente, e sai che non sei magari quello più adatto per fare una cosa, però vieni su un altro che può da farla e stai fatto. Ti affidi al buon Dio e dici vabbè, facciamo quello che si può, ti affidi agli altri che ti possono aiutare, insomma, e con tutta umiltà appunto ti può dire geminga a cavallo trota l'asen. Ricordiamoci peraltro che l'asino, nonché somaro, nonché ciuco, è un animale, come ci insegnano gli esperti di zoologia, insomma di allevamento, è un animale intelligente e serve anche i nostri erbeci che aveva l'asnin per lavorare in campagna. Quindi l'asino è un termine di paragone tutt'altro che negativo, anzi è molto positivo, anche se appunto nei proverbi in genere è visto come tutt'altro. Però ecco, in questo caso, da questo punto di vista, per questo proverbio, direi proprio che a volte può essere positivo, fa l'asen quando geminga il cavallo, perché per fare le cose, per riuscire a tirare avanti, molto spesso quando geminga il cavallo trota l'asen. Arrivederci, ciao!